Euroregione.news. 15 e 16 Bestiario Immaginato, nona edizione. Appuntamento sabato a Cividale e domenica a Villalta di Fagagna con la nona edizione di Bestiario Immaginato, come spiegato da Mara Fabro, presidente della cooperativa Damatra Onlus. Bestiario Immaginato è arrivato alla sua nona edizione, un progetto che ha la sua originalità nel partire dai più piccoli, bambini e bambine, oltre 600 di 8 comuni del Friuli Venezia Giulia, che si sono messi a cucire il loro immaginario creando un bestiario ispirato all'opera dell'artista sarda Maria Alai. Il 15 e 16 di aprile la loro opera sarà visibile da tutti al MAN di Cividale e a Chiesa di Catine, la sede di Damatra, Villalta di Fagagna. Un'installazione multimediale realizzata grazie alla collaborazione degli artisti Virginia Di Lazzaro e all'associazione Invasioni Creative, che metterà in mostra la bellezza che c'è nella differenza di pelo, di zampe, di verso, che siamo proprio belli perché tutti diversi, ma la vera opera d'arte è il nostro stare insieme, le nostre relazioni, ed è proprio questo che Ricucire il Tempo ha fatto. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.